In qualità di presidente di Atletica Silca Conegliano, oggi abbiamo fatto la conferenza stampa di una delle manifestazioni più grandi d'Italia della Federazione di Atletica Leggera. Sono 2 giornate di atletica che partiranno alle 8:30, 9 di sabato mattina, termineranno alle 8 di sera di sabato e domenica inizieranno alle 9 e termineranno alle 14. All'interno di queste 2 giornate ci saranno oltre 750 atleti che dovranno gareggiare in tutte le discipline, quindi invito tutta la comunità a venirci a trovare perché sarà bello vedere le siepi, gli ostacoli, il salto in lungo, il salto in alto, il martello, il disco, tutte le discipline dell'atletica leggera in 2 giorni. Questi atleti vengono da tutta Italia perché solo attraversando Conegliano potranno acquisire i requisiti per poter andare poi ai campionati italiani, se non è già stato acquisito questo requisito. Questa manifestazione ci porta ad altissimi livelli come società sportiva perché solo a Conegliano, accanto a Brescia l'anno scorso e a molte altre località in giro d'Italia, ha potuto ospitare una tale manifestazione. Quindi ringrazio la federazione, ringrazio l'amministrazione comunale e tutti i volontari soprattutto che intorno a questa manifestazione qualche centinaio di persone stanno donando il proprio tempo e togliendolo forse a qualcosa di personale per mettere a disposizione degli atleti agonistici assoluti, quindi ventenni, che vorranno applicarsi per ottenere i migliori risultati. Grazie mille.